Eccoci qua, allora un cordiale abbraccio da parte mia a tutti voi del mio canale YouTube Oroscopo di Cleo. Allora, quest'oggi andremo a fare una lettura di cartomanzia a tutti quelli che desiderano chiaramente sapere, scoprire per quanto riguarda il proprio cammino, per quanto riguarda il proprio destino, per quanto riguarda la propria personalità. Allora, voi che state guardando in questo momento non dovete fare altro di scegliere uno, il due o il tre. Ecco, scegliete un mazzo di carte, potete partecipare tutti. Questa è se vogliamo chiamarlo esperimento dell'esoterismo, ok? È una cosa molto semplice e vi consiglio di seguire perché è molto importante, semplice ma importante. Allora, voi da casa che state guardando questo video, scegliete l'1, il 2 o il 3. Aspettiamo intanto per la scelta. 1, il 2 o il 3. Fatto? Diamo il tempo per quanto riguarda la scelta e andiamo con la lettura. Ecco qua, iniziamo dal numero 1. Per le persone che hanno scelto il numero 1, andiamo con la lettura. Stai attraversando un periodo di difficoltà a carattere economico, hai troppe persone che ti circondano non positive, tra cui una donna che ti sta a mettere in difficoltà con inciuciare, io dico inciuciare, parlare. Questa donna fa parte della famiglia, quindi può essere una cugina o può essere come una lontana parente. Sono esattamente 7 mesi che non riesci a capacitarti, non riesci a capire niente, nel senso per quanto riguarda il tuo cammino di fortuna. Qualsiasi cosa fai, qualsiasi cosa cerchi di fare, tutto ti va male. Sono esattamente 7 mesi che stai andando avanti così, ma anche diciamo lavorativamente. Stai aspettando un cambiamento, vorresti cambiare perché ci sono delle difficoltà anche in quello, lavorativamente. Hai versato delle lacrime per una persona cara che hai perso, quindi è una persona che ci tenevi molto, che all'improvviso ha lasciato questo mondo e ha versato delle lacrime. Ci sono novità in arrivo per un progetto che tu vorresti vedere realizzato, un progetto che ti sta molto al cuore, che sono 3 anni che ci stai lavorando per questo progetto e vorresti vederlo realizzato. Io dico questo progetto si realizzerà, ma deve aspettare a metà di quest'anno. Occhio, perché vedo un cambiamento per quanto riguarda l'amore. Difficoltà sì, ma da parte tua vedo che arriverai in un momento dove dirai basta, e quindi avrai un cambiamento dentro di te
che prenderai delle serie decisioni per avere un po' di pace, un po' di serenità, perché amare sì, è bello amare, però essere presi per i fondelli è una cosa brutta, brutta, bruttissima. Stai in un posto, in un luogo, in questo istante, ti trovi in un luogo dove sei circondato da questi colori. Un bianco sporco, un celeste scuro e un color beige, un beige. Molto vicino a te avverto la presenza dell'acqua, può essere un bicchiere d'acqua, una bottiglia, e vedo alla tua sinistra una cosa che ti sta molto molto al cuore. Può essere una foto. Hai un segno di natura, un segno particolare di natura. Lato sinistro del tuo fianco io vedo come potrebbe essere un neo, come potrebbe essere un segno particolare che è dalla nascita. Ok? Questa era la lettura per colui o colei che ha scelto il numero 1. Ok? Adesso andiamo con la lettura del numero 2 per tutti coloro che hanno scelto il numero 2. Ecco qua il mazzetto numero 2 per colui o colei che ha scelto il numero 2. Vediamo cosa ci dicono le carte. La prima che è uscita è le stelle, sta a indicare che sei una persona molto fortunata, qualsiasi cosa cerchi di fare si realizza, però poi sfuma, nel senso che è come se tutto quello che tocchi all'improvviso scappa via. Vedo una situazione sentimentale che ti sta facendo dannare, nel senso che hai dato tutto di te stesso a una persona, hai dato tutto il cuore, hai dato tanto amore, ma alla fine questa persona ti ha deluso, quindi stai versando delle lacrime, non sai più come fare per risolvere questo problema, per avere la gioia di riavere questa persona, ma c'è di mezzo una terza persona che ha ostacolato questo vostro rapporto, ok? Quindi attenzione, c'è di mezzo una terza persona che ha ostacolato questo vostro rapporto e ha allontanato da te questa persona, scusa. Non dar retta a una persona che tu hai molto fiducia, che ti racconta, che ti dice. Ragiona col tuo cervello, perché questa persona non ti è sincera e non ti dice le verità di come stanno. Quindi ti sta confondendo molto le idee. Hai avuto a che fare, o meglio hai avuto a che dire con una persona di famiglia, un fratello, una sorella, che aveva ragione, ma tu per orgoglio ti sei scagliato contro. Quindi pensaci bene e sappi quello che fai. Stai in questi istanti, ti trovi, meglio dire, in un luogo dove sei circondato da un color marrone scuro con delle righe. Alla tua destra vedo una statuina che potrebbe essere un'immagine sacra.
avverto intorno a te molti vetri, potrebbero essere specchi o comunque vetri, segni particolari di origine natura, mi riferisco a un segno che è nato insieme a te. Alla tua destra fondoschiena, del lato destro, vedo un piccolo neo. E questa era la lettura per coloro che hanno scelto il numero 2. Adesso andiamo col numero 3. Ecco qua il numero 3 e andiamo con la lettura per coloro che hanno scelto il numero 3. La prima carta è la carta della felicità, quindi è in arrivo la felicità per te. Dopo tante batoste finalmente arriva la felicità. C'è molta invidia intorno, sei una persona molto invidiata. Crollo economico. Stai in una fase economica non tanto positiva, o meglio hai fatto dei cattivi investimenti nel passato e ne stai oggi a risentire le conseguenze. In amore vedo delle serie discussioni dovuto a una terza persona che sta cercando di ostacolare il vostro rapporto, prima con l'amicizia, dicendoti che è una tua amica, un tuo amico, però fa attenzione, perché è un demone, ti farà soffrire. Sta giocando una brutta carta questa persona, Occhio al postino, in arrivo una lettera per te, qualcosa di importante, una notizia che stai aspettando già da molto, quindi mi raccomando, occhio al postino. Infine ti dico che la notizia che tu stai aspettando da parte di una persona di famiglia tarderà ad arrivare, ma arriverà. Ti trovi in un luogo dove sei circondato da questi colori, un celeste scuro, un nero e un bianco marlettato, attenzione, marlettato del marletto. Segni particolari, lato sinistro dell'addome vedo un piccolo segno di origine natura, potrebbe essere un neo, potrebbe essere una cicatrice, potrebbe essere un pollo. Ok? Allora, miei cari amici, se questo video vi è piaciuto, iscriviti al canale e clicchi sulla campanella qui a fianco per le notifiche per essere avvisato per un prossimo video. Ciao a tutti, a risentirci. Un abbraccio dal maestro Cleo.